Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio del 19 dicembre i carabinieri di San Marco hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP di Venezia che disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di un 39enne veneziano, presunto responsabile del reato di stalking. La misura restrittiva applicata è scaturita dalla denuncia presentata dall'ex compagna di 30 anni che, nel mese di novembre scorso, esasperata dai tentativi sempre più insistenti e molesti dell'uomo di recuperare la loro relazione durata circa 10 anni e interrotta da qualche anno, aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri della caserma di San Zaccaria a seguito di uno stato di ansia e timore che tale situazione le aveva ingenerato nell'ultimo mese. Ancora cronaca. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato oggi un'ordinanza che, come si legge nel testo, prende le mosse da quanto avvenuto negli ultimi anni quando, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, si sono verificati numerosi episodi di disturbo e di patologiche manifestazioni di convivialità e aggregazione sociale che hanno cagionato problemi alla sicurezza urbana e compromissione del comune patrimonio culturale consistente nella sacralità della notte di Natale, anche attraverso eventi organizzati da pubblici esercizi noti come messe alcoliche. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E nella mattinata di ieri si sono svolti i funerali del sostituto commissario della Polizia di Stato Franco Protopapa, decano della squadra mobile della Questura di Venezia, dove giunse da giovane poliziotto negli anni '80. Soltanto poco più di un mese fa, lo stesso questore Gaetano Bonaccorso, nel corso di una cerimonia ufficiale, aveva consegnato a Protopapa la medaglia di commiato, a coronamento di una carriera ricca di successi, come investigatore di punta, successi che, come lo stesso Protopapa non mancava di sottolineare, erano stati tutti ottenuti grazie all'impegno e alla professionalità di tutti i suoi ragazzi, come li chiamava, della squadra mobile. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia, nella seduta di oggi, ha approvato, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto e dell'assessore allo sport Andrea Tomello, le delibere riguardanti il nuovo impianto, palasport di Mestre e le relative opere di urbanizzazione. Si tratta di un intervento che prevede un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo che dovrà essere in grado di ospitare gare di calcio a 5 di Serie A1 del campionato A2 di pallavolo e partite della Serie B Elite del basket. La capienza dell'impianto sarà di 1.000 spettatori. Sorgerà in via del Gran Turco, area sulla quale un tempo sorgeva un campo Sinti. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.